La bassa pianura è la zona che più di ogni altra ha subito la perdita di ambienti naturali avvenuta negli ultimi decenni. In particolare sono quasi scomparsi i boschi di farnia e le zone umide d'acqua dolce, al punto che aree un tempo inondate dalle risorgive oggi sono divenute quasi aride. I piccoli lembi superstiti delle antiche foreste risorgive sono stati perimetrati come siti di importanza comunitaria. Nella stretta fascia in cui è stato ridotto il fiume Stella e i suoi affluenti è ancora possibile rinvenire piccoli esempi delle rare zone umide di risorgiva, luoghi esclusivi per endemismi della flora come l'Armeria elodes e l'Erucastrum palustre, specie destinate ad estinguersi se continuerà il prosciugamento degli habitat delle torbiere alcaline. Il bosco di Muzzana, assieme a quello di Carlino, rimane il più cospicuo relitto dell'antica selva lupanica che ricopriva tutta la pianura friulana. La quercia farnia, il frassino ossifillo e il carpino bianco sono le specie arboree più rappresentative. Le zone aperte delle risorgive vengono sorvolate dalle albanelle, rapaci che nidificano fra l'erba e sono dunque esposti al rischio del calpestio o dello sfalcio. Nonostante sia stata completamente separata dalla pianura con un argine, la laguna di Marano e di Grado è ancora un ambiente di estremo interesse naturalistico. L'habitat lagunare è considerato dalla direttiva dell'Unione Europea fra quelli di interesse prioritario e dunque tutti i 16.000 ettari delle lagune friulane sono sito di importanza comunitaria, ma anche zona di protezione speciale grazie alla grande varietà di uccelli acquatici che le frequentano. La foce del fiume Stella che sfocia in laguna è anche istituita quale riserva naturale regionale, insieme all'ex valle da pesca Canal Novo presso Marano. La laguna vera e propria e il cordone di isole e banchi sabbiosi che la separano dal mare ospitano una ricca avifauna che fluttua a seconda delle stagioni. Fra le colonie più numerose si possono notare le folaghe, ben riconoscibili per il becco bianco che spicca sul piumaggio nero. Ma notevoli sono pure le popolazioni di anatre, quali i fischioni oppure le alzavole, e gli inconfondibili mestoloni, oltre al più comune germano reale. Nei canneti della foce del fiume Stella trova rifugio il raro ed elusivo tarabuso, assieme a specie canore come il cannareccione e il migliarino di palude. I banchi sabbiosi verso il mare, come il banco d'Orio, permettono la nidificazione a sterne di varie specie, fra cui il fraticello. I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale interessano anche due fondamentali zone costiere che sono la ex valle da pesca Cavanata e la foce del fiume Isonzo, ambedue istituite anche quali riserve naturali regionali. Si tratta di due zone umide che hanno la preminente funzione di salvaguardare gli habitat necessari alla sosta e riproduzione di un gran numero di specie di uccelli, ma che ovviamente portano un rilevante contributo alla tutela di tutta la ricca biodiversità esistente. I censimenti quotidiani della riserva naturale della foce dell'Isonzo ci informano che le specie di uccelli finora registrate sono ben 313, un numero molto elevato se si pensa che per l'intero Friuli Venezia Giulia sono note in tutto 380 specie. Fra le più spettacolari nel periodo primaverile ed estivo si può osservare il Cavaliere d'Italia, che nidifica ormai regolarmente con oltre 20 coppie. Altri trampolieri ben visibili per le grandi dimensioni sono il chiurlo piccolo, specialmente in primavera, ed il chiurlo maggiore, presente durante tutto l'anno, ma soprattutto in marzo, con oltre 2000 soggetti. Ormai sempre più costantemente da qualche anno compaiono stormi di gru durante la migrazione di fine inverno, che nel 2008 ha registrato il numero record di 220 individui.
Facilmente osservabili sono poi tutti gli aironi e in particolare l'airone rosso che saltuariamente è anche nidificato e i più comuni airone cenerino o la più piccola garzetta. Tutti trovano abbondanti risorse alimentari nelle paludi ricche di pesci e anfibi quali le raganelle. Certamente gli assembramenti più numerosi riguardano le oche. L'oca grigia si è moltiplicata vistosamente e conta ormai su alcune centinaia di individui stanziali. Ma è nel periodo invernale che si aggregano anche altre specie come l'oca lombardella che giunge dal nord Europa in stormi di qualche migliaio. Molto numerosi sono poi anche i gruppi di cigno reale, che complessivamente conta su circa 400 individui. La foce dell'isonzo è di grande importanza anche per la tutela di molti altri uccelli limicoli di passo, fra i quali per numero spiccano il combattente e, specialmente nella zona di marea, il piovanello pancianera. La Venezia Giulia è dominata dall'ambiente carsico, dotato di grandi emergenze naturalistiche e inserito per una parte considerevole in una zona di protezione speciale che è adiacente ad un'analoga zona istituita nella confinante Slovenia. La ZPS del Carso comprende anche alcune riserve naturali regionali, fra cui le due più notevoli sono quelle dei laghi di Doberdò e Pietrarossa e quella della Val Rosandra. I laghi di Doberdò e Pietrarossa comunicano fra loro e sono il più importante esempio di risorgenza di acque sotterranee carsiche, a loro volta ambienti di straordinario fascino, noti anche per essere l'habitat di un anfibio piuttosto raro e singolare come il proteo. Non lontano da questi due laghi si trova la foce del fiume Timavo, che dopo oltre 40 km di percorso sotterraneo riemerge a ovest di Duino e a sua volta viene tutelato quale sito di importanza comunitaria. La Val Rosandra, nell'estremo angolo sud-orientale della regione, è percorsa in parte dall'unico torrente superficiale del Carso italiano. Ma di estremo interesse è qui la varietà degli habitat, alcuni purtroppo in continua riduzione per l'avanzata della boscaglia, come la suggestiva landa steppica che prende nome appunto dalla stipa Eriocaulis, il lino delle fate, i cui fiori lungamente piumosi ondeggiano al vento fra aprile e maggio. La landa carsica è impreziosita poi da specie ad effimera fioritura primaverile come la pulsatilla montana, ricoperta da una fitta lanugine, oppure la gialla potentilla tommasiniana e la rara fritillaria orientalis. Particolarmente importante per il patrimonio botanico è infine la genziana tergestina, un endemismo esclusivo di questa zona. Le pendici ghiaiose e rocciose ospitano la Dripis giaquiniana, mentre i terreni più fertili sono occupati da boschi a roverella e carpino nero. La fauna è tipicamente mediterranea, rappresentata fra l'altro da specie di rettili quali il ramarro e la ben nota vipera dal corno. Sulle pareti non disturbate dall'uomo, nella primavera del 2008 si è registrata la prima nidificazione per la Val Rosandra del falco pellegrino, che ha avuto successo con la nascita di 3 piccoli. L'area carsica è anche particolarmente favorevole al capriolo, che qui presenta le più alte densità della regione.